Amici della Lega Nazionale Dilettanti, vi do il benvenuto al Centro Sportivo Francesca Gianni di Roma. È il giorno della finale di Coppa Italia, è il giorno di Pro Sesto Catania, protagoniste di questa Serie C femminile. Entrambe con una mano sulla Coppa e vedremo alla fine di questa finale chi avrà avuto il coraggio di tirare più forte. Ci siamo quasi, io intanto vi lascio alle parole dei due mister. Siamo con il mister Reitano Silvestro, allenatore del Catania Calcio Femminile. Mister, ci siamo, oggi inizia il rush finale, inizia con questa partita, con questo trofeo da conquistare. Che emozione è? Siamo emozionati, ma siamo orgogliosi di essere qui. Abbiamo fatto un bel campionato, credo che alla fine poi ce lo meritiamo. Qual è stata la chiave che vi ha portato fin qui, fino ad oggi, per giocare una partita come questa? Abbiamo lavorato giorno dopo giorno, l'abbiamo fatto con la massima serietà, la massima intensità, ce lo siamo detti dal primo giorno di ritiro che era l'unica strada per poter riuscire a puntare in alto. Devo dire che poi quando si trova una squadra e un gruppo così viene anche facile farlo. E l'abbiamo visto. Senti, che cosa hai chiesto alle ragazze prima di questa partita a livello mentale più che altro? Che prima dell'io c'è il noi, che se si lavora da noi tutto viene più facile, perché se faccio una corsa in più per la compagna, se mi sacrifico per la compagna e se aiuto la mia compagna nei momenti di difficoltà che può trovare durante la partita, viene tutto più semplice. E poi di essere loro stesse, perché ognuno di loro ha delle caratteristiche importanti ed è giusto che le metta in campo in partite così. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi. Siamo con Marco Pierangeli, allenatore della Pro Sesto. Mister, spirito di squadra, passione, sacrificio sono state le armi di questo primo anno alla guida di questa squadra, e questa finale penso che sia il premio più grande. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, è stata un'annata particolare, intensa, a tratti difficile, però siamo riusciti a ritagliarci comunque la possibilità di essere qui e giocarci una finale, che è quello che conta. La società è orgogliosa, io sono orgoglioso di queste ragazze, non vediamo l'ora di scendere in campo, mettercela tutta e giocarcela fino alla fine. Ecco, proprio su questo ti chiedo, partite del genere come si preparano, che settimana è stata? No, si preparano con la voglia di stare insieme, unite, di vivere ogni momento, di vivere lo spogliatoio, cercare di preparare poi la partita nei dettagli. E credo di aver fatto insieme allo staff un buon lavoro, le ragazze ci hanno seguito, crediamo di averla preparata bene e proveremo a stupire. Oggi mancherà Barbuani, 24 gol, miglior marcatore di questa stagione. Come si prepara una partita con un'assenza così importante, ma sappiamo che la Pro Sesto ha tante armi? Esatto, come hai detto tu, insomma, Barbuiani ha caratterizzato questa stagione segnando diversi gol, è stata protagonista a larghi tratti della stagione. Noi abbiamo tantissime armi a disposizione. Per fortuna la società mi ha messo a disposizione una rosa lunga, profonda, quindi abbiamo diverse soluzioni e non abbiamo nessun timore di metterle in campo. Mister, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, crepi il lupo. Ed abbiamo appena sentito le parole dei due mister, emozionati per questa finale, per Marco Pietrangeli, il primo anno alla guida del Pro Sesto femminile, e quello che emerge da questa stagione è un grande spirito di squadra, passione, sacrificio, terze classificate nel girone A con 82 gol segnati e 25 subiti, quindi il punto di forza non è solo l'attacco ma è anche la fase difensiva. Per il Catania non è l'unico impegno, anche perché si giocherà la finale playoff contro il Sud Tirol domenica 24, esattamente tra una settimana. Oggi assente Giulia Risina, che è stata operata al ginocchio, è una grande assenza, ma come hanno sottolineato sarà presente con il gruppo squadra per affrontare questa sfida importantissima. Sono stati fatti anche molti acquisti da parte del Catania durante il mercato di dicembre. Pals, Fugol, Lilimai, Turn, che si sono inserite alla grande e sono state immediatamente un valore aggiunto per questa squadra. Andiamo con le formazioni per il Pro Sesto,
che scenderà in campo con il 4-3-1-2 tra i pali Cristina Selmi, difesa con Stefania Fico, numero 19, 5 Ciocca, 24 Pasquali e Dell'Acqua con la numero 2. Cabina di regia per Alessia Morain, Gentile, Arosio e Riva, accanto alla numero 8 con la 21 e la 7. Ad agire dietro Mariani e Bertuetti c'è Serena Accoliti. L'11 scelto invece da Silvestro Reitano per il Catania, tra i pali Macera con la 71, difesa a 3 con Panarello, Faggol e Fiorella. In cabina di regia Pals, ai lati Vacchino, Lilli Mae, con ad agire al centro Sgambato e Cammarata davanti, la coppia Martinelli-Tern. Vado anche a leggervi a disposizione chi avrà mister Silvestro Reitano: Orlando, Basilotta, Lanteri, Suvitra, Romano, Bilardi, Barbarino, Pietrini e Sciuto con la maglia 9. In panchina per mister Marco Pierangeli Piombo, Arrigoni, Rovelli, Ronchetti, Marino, Carravetta, Esposito, Aprile e Battocchio. Ad arbitrare l'incontro il signor Andrea Musumeci di Cassino, gli assistenti sono Federica Ciufoli di Albano Laziali e Giada Di Carlantonio di Roma 2. Adesso ancora qualche secondo e poi ci gustiamo la finale di Serie C femminile. Accogliamo le squadre in campo e le terre arbitrali con un caloroso applauso. Si avvicinano le squadre. Può diventare questo un giorno indimenticabile per le due formazioni, perché sia il Prosesto che il Catania non hanno mai vinto il titolo della Coppa Italia di Serie C femminile. Arrivati all'8ª edizione di questa competizione. La prima nel 2018-19 la vinse la Riozzese, poi 2 anni non ha segnato per via del Covid-19, 21-22 Vicenza, 22-23 Venezia, 23-24 Lumezzane e l'ultima vinta dalla Spezia. Ovviamente quest'oggi una tra Prosesto e Catania ad alzare il trofeo.
riconoscimento che hanno rimandato su. Hanno fatto scendere la squadra a riconoscimento e adesso l'hanno rimandata in studio. Sto guardando, visto che scendevano, dato per scontato che entrassero in campo. Era una figlia. Lì si sarebbe dimesso il primo ministro, si dimetteva il primo ministro. Sì. Un minuto di... Capito? Io posso anticipare un mese. Ma io ieri stanno ancora a fare la chiamata alla squadra. Stanno a fare la chiamata. Io me l'hanno messa carino oggi, poi Mister Silvestro Reitano è già in panchina insieme alle sue ragazze. Allora aspettiamo. Gli arbitri li vediamo, sono lì in fondo vicino al palchetto d'ingresso, dietro al pallone. Non si vedono le due squadre però.
Ed ecco Andrea Musumeci che prende il pallone in mano e accompagna le due squadre al centro del campo. Ci siamo. Tra poco la finale di Coppa Italia Serie C femminile tra Pro Sesto e Catania. Ecco mister Pierangeli che saluta la panchina avversaria con tanto rispetto. Quello che ci aspettiamo oggi, che ci racconti la gara. Rispetto, agonismo e voglia di vincere da entrambe le parti. E adesso pronti per l'inno nazionale. Qualche volto l'ho visto col sorriso e qualcuno concentrato. E adesso le due capitane, Alexandra Emi Faggol con il numero 66, intanto Panarello giocherà con la fasciatura in testa, come se potete benissimo vedere. Adesso il saluto tra Cammarata e Cristina Selmi. La sfilata della Pro Sesto con i saluti. Ci siamo. La foto di rito tra delle due squadre con il logo della Lega Nazionale Dilettanti. Ancora qualche secondo che serve al Catania per la foto, anche per sgomberare il campo dal telo che occupa il cerchio di centrocampo.
Le ultime raccomandazioni ovviamente già in piedi, entrambi i mister, che oggi sarà difficile da tenere buoni. Ultimo grido di Reitano prima dell'inizio del match alle sue ragazze per caricarle. Catania che attaccherà da sinistra verso destra in completo bianco e risponde la Pro Sesto da destra verso sinistra in completo nero. Il signor Musumeci poggia il pallone nel cerchio di centrocampo e sarà la Pro Sesto a dare il via al match. Con Elena Mariani sul pallone. Ecco il fischio, con 14 minuti di ritardo inizia la finale di Coppa Italia di Serie C femminile con il primo possesso per la Pro Sesto che fa girare da destra verso sinistra, pronta a ricevere dell'acqua. Il pallone è in verticale verso il movimento incontro di Bortuetti, poi perde il pallone la Pro Sesto, allora c'è subito lotta al centro del campo. La perde anche Camarata. E allora riparte la Pro Sesto con Dell'Acqua che prova a puntare Panarello. Bisogna tornare indietro però. Subito recupero del Catania che fa un passo indietro e poi sviluppa con il lancio a sinistra. Lillimae può puntare. Da quest'altra parte è tutta sola Vacchino. Prova a girare infatti il pallone il Catania per liberare la numero 30. Una finta di cross, poi riesce a passare in qualche modo. Arriva il raddoppio, a strappare, a recuperare il pallone per la Pro Sesto. Può subito sviluppare, viene Panarello a fare pressing alto, a dar fastidio per sporcare il pallone a Bortuetti. Dell'Acqua. Attaccata forte da Vacchino, finisce col perderla, prova a calciare, sgambato con il destro, la prima conclusione del match della 99, troppo facile però per la parata di Selmi che ha già rilanciato. Pals centrocampo, riesce a svettare, poi il controllo così così di Dell'Acqua, rimessa per il Catania. Panarello a battere. Contro Cammarata, anche lei raddoppiata. Mariani riesce a sgattaiolare via e a lanciare profondo per Bortuetti, ma non dosa la forza, il pallone arriva, facile presa per Macera. Che se la prende comoda per far respirare le sue compagne di squadra. Pronta al rilancio profondo che scavalca il centrocampo. Il colpo di testa da parte di Fico che diventa un assist per Lillimae. Prova a tenerla viva la numero 72. Lillimae si accentra, cross di Lillimae che scavalca la traversa, difesa da Selmi ed è rinvio per la Pro Sesto. Selmi gioca vicino per Dell'Acqua. Il pallone è uscito. Sarà proprio Vacchino ad accompagnarselo fuori. Panarello con un altro anticipo e poi alza un campanile. Il lancio direttamente sui piedi di Martinelli, prova ad accentrarsi la numero 11, doveva scaricare prima qui il pallone. È arrivato il raddoppio e lo scippo da parte della Pro Sesto. C'è fallo qui
probabilmente commesso da Lilli Mae. La spinta alle spalle, calcio di punizione pro Sesto, si avvicina alla linea di centrocampo, sventagliata da quest'altra parte dove c'è Dell'Acqua. Ottimo lo stop, viene subito Vacchino a disturbare e il pallone nel vuoto della numero 2. Sempre Macera con tutta tranquillità, viene anche incontro Pals. Riuscire a costruire il gioco. Panarello. Altra sfera a metà strada. Si lotta lì a centrocampo. La trova Riva. Dell'Acqua. Pallone di ritorno per Riva. Direttamente sulla panchina del Catania. Quinto minuto di gioco, 0-0. Soltanto la conclusione di Sgambato finora ad insidiare le due porte. Cerca di tenerla viva Martinelli, vince anche il rimpallo in qualche modo, poi Martinelli, arriva di nuovo Sgambato lì a cercare di arrivare per prima sul pallone. Bella l'apertura da quell'altra parte, riesce a ripartire Fico, sovrapposizione, arriva il cross di Arosio, non c'era nessuno ad attaccare l'area a parte Elisa Bertuetti, che però si trovava più a rimorchio che verso la porta di Macera. Il rinvio è corto, prova a fiondarsi Riva su questa sfera, colpo di testa, attaccata alle spalle, si gioca regolare. Allora preferisce mettere fuori il pallone la Pro Sesto per evitare guai su quella seconda palla. Panarello con le mani, ci mette ancora il piede Cecilia Riva e fa guadagnare qualche metro al Catania. Dell'Acqua non salta, allora prova a metterla giù Tern. Qui non c'è fallo, lascia continuare il signor Musumeci. Prova a ripartire la Pro Sesto, qui diventa un assist il retropassaggio. E allora Mariani fa un passo indietro, Riva guarda anche la porta. Brutto qui il controllo di Bertuetti. Sandwich, i due calciatrici della Pro Sesto, calcio di punizione per il Catania, fallo netto, quello subito da Cristina Tern, fallo tattico anche in quella posizione di campo. Delle due squadre. Palla complicata e velenosa, prova ad inseguirla Bertuetti. Retropassaggio Macera, un'altra palla leggermente corta, arriva comunque a Vacchino contro Martinelli, raddoppiata anche la numero 11. Però mette il piede e recupera. Riva se la ritrova, c'è anche Dell'Acqua vicino, fa due giri su se stessa e riesce a servire Gentile che prova a mettere ordine. Ciocca, sventagliata, il colpo di testa di Arosio. Poi ancora la numero 21, quasi un blocco. Arosio, l'apertura perfetta dall'altra parte per Accoliti in area di rigore, se l'accomoda Accoliti addosso a Macera. La prima grande chance vera del match ce l'ha la Pro Sesto con la numero 77.
Intanto seguiamo da quest'altra parte Vacchino perché sta già ripartendo il Catania. Vacchino, doppia sterzata. Riapre Martinelli, si sovrappone al numero 30. Si passa da Sgambato. Occhio al pressing asfissiante di Mariani che però commette fallo. Secondo Musumeci, che ha fischiato immediatamente. Deciso sulla scorrettezza della 10. A battere va Pals, occhio perché Vacchino è libera a destra, infatti se ne accorge, anche Sgambato, occhio perché ha un buon tiro, Sgambato lo lascia partire, ma manda indietro il corpo e alza la conclusione, che arrivava anche lenta dalle parti di Selmi. Seduto. 10 minuti di gioco. 0-0 al Francesca Gianni. Altro scippo regolare di Vacchino che guadagna fallo laterale sotto gli occhi del suo mister. Panarello resta in appoggio. Terna a vagare su quel pallone riconquistato dalla Prosesto, che poi lo spara fuori con Dell'Acqua, non precisa col mancino. Se ne occupa Panarello questa volta. Terna è scappata via, sguardo al centro e cross sul secondo palo dove arriva Lilli Mae, leggermente lungo il traversone della numero 13. Allora si passa da fuori. Cammarata chiude l'1-2. Altro pallone per la 10. Cammarata prova l'imbucata. Sfera allontanata ma Vacchino la tiene viva. Vacchino in area Dell'Acqua. Puntuale all'appuntamento con il tackle. Poi riconquista. Il pallone incredibilmente resta in campo perché sbatte sulla bandierina. Sarà fallo laterale per il Catania che resta lì, resta in pressione. Vacchino sempre su Tern che prende posizione spalla alla porta. Tern si gira, cross rimpallato, poi sputa fuori la sfera a Prosesto. A lottare Panarello. Apertura sulla corsa di Bertuetti. Si appoggia su Riva. Palla tagliata di Riva che rimbalza. E spiove davanti a Macera. Che gioca corto. Fa gol. Anche lei sulla corsa delle compagne. Colpo di testa. Vacchino la tiene in campo. Martinelli. Panarello. Guarda a sinistra e lancia. La torre in copertura e poi un altro campanile che si alza, ci ha pensato Arosio questa volta. Se la vede passare vicino la 21, Sgambato all'interno del campo, riallarga su Fiorella che può sganciarsi nel ruolo di braccetto. Lilli Mae punta e salta, Lilli Mae cross col mancino, ancora alto, ancora a scavalcare la traversa. Serve più precisione su questi cross messi al centro dal Catania perché porta sempre torri in area la squadra di Reitano. Non supera il centrocampo Selmi. Allora Sgambato prova a ricostruire il pallone sulla profondità per Martinelli, para col piede, poi ancora è buono la sfera per il Catania, calciata ancora addosso a Selmi che qui salva la Prosesto in due occasioni. Non c'è un attimo di pausa. Dell'Acqua
in avanti, finisce giù Bertuetti. Intanto noi vediamo il replay della chance di poco fa. Qui il pallone passa, turn a pescare Martinelli, super parata di Selmi con i piedi e poi l'altra chance per Lilli Mae col pallone alzato, se l'è ritrovata tra le braccia Cristina Selmi. Occasione da una parte, occasione dall'altra. Traversone, c'è un contrasto aereo, in questo caso tra Fiorella e Mariani, che rende la presa facile a Macera. Rilancio di Macera oltre la tribuna. E intanto vi ricordo di scaricare l'app Play LND, disponibile sull'App Store e su Google Play. Prova a rincorrere qui Riva, un pallone imprendibile. Siamo al 15°. Panarello. Stavolta profonda, colpo di testa di Riva. A lottare, Accoliti. Che ha avuto prima l'occasione a tu per tu con Macera. Qui sterza Mariani, trattenuta per il braccio. Un fallo commesso da Palz. Le proteste da parte di Panarello. Non ha avuto dubbi Andrea Musumeci. E quindi chance da calcio di punizione per la Prosesto, per far male al Catania. Sul pallone il mancino di Rebecca Rosio. Le maglie nere in area di rigore sono 6. Resta fuori Riva. Parte il traversone, colpo di testa a mandare via, e poi la conclusione da lontano di Fico, che termina lontana dai pali difesi da Macera. Pronta al rinvio Matilde Macera, vediamo se gioca lì vicino perché non ha fatto salire le compagne, a cui lo chiede adesso però. Riesce a sfilare qui il pallone, lo insegue Dell'Acqua che arriva prima e manda in avanti. In fallo laterale per la precisione in favore del Catania. Solita Panarello. Guardate come giocano raccolte le due squadre, con la sola Lilli Mae tutta libera a sinistra, scurtata sempre da Stefania Fico. Mariani mette giù, lotta, Lilli Mae arriva e gli scippa la sfera. Lilli Mae, attaccata anche alle spalle da Accoliti. Deve uscire da quel fazzoletto il Catania. Il pallone torna alla Prosesto con Bertuetti che lotta da terra. Sgambato, resiste all'urto, poi movimento di Martinelli, vista e servita. La chiusura puntuale di Deborah Pasquali, che arriva prima della numero 11 in maglia bianca. Lilli Mae cerca qualcosa di complicato, riesce comunque a riguadagnare il fallo laterale e a restare lì. E Palz a chiedere il pallone sui piedi.
cercare ancora Tern. Fico. Occhio a questo pallone velenoso di Fico, all'indietro per Selmi che riesce in qualche modo a cavarsela. Mariani mette giù, guarda lo scatto dell'acqua da quest'altra parte, riesce a servire Cecilia Riva che era partita centralmente, c'era spazio anche per lei.
quando siamo a metà del primo tempo. Ricordiamo l'occasione precedente avuta da Serena Accoliti, si è fatta murare da Macera. Stesso lavoro da parte di Selmi dalla parte opposta. Traversone al centro, riesce a svettare una maglia nera, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Era proprio Elisa Bortuetti a svettare tra tutti. Come prima ha provato a costruire dal basso Matilde Macera, per poi alla fine chiedere di salire alle compagne per il rilancio lungo. Tern non arriva, palla sulla profondità, fuori gioco di Mariani, fuori gioco. Ho visto subito l'assistente alzare la bandierina, anche in diretta sembrava netta. Vacchino ad attendere il pallone, ci arriva a dar fastidio. Cammarata in difficoltà, non trova una via libera, poi riesce a mandare lungo e in avanti Martinelli. Lavoro di sponda, palla incontro dell'Acqua, mette il piede. Tern sul filo del fuorigioco, mette in difficoltà proprio Cecilia Riva, guadagnando il massimo, cioè la rimessa con le mani, zona tre quarti, forse un po' di più. Vacchino vorrebbe il pallone di ritorno da Tern, che ancora fa un ottimo lavoro, prova a guadagnare il corner, ma il pallone è uscito lateralmente al terreno di gioco. Vacchino che proverà nuovamente a mettere il pallone sulla protezione di Tern, eccolo, restituisce la 13. Cammarata, Tern si gira, Tern prova il colpo con la punta, arriva puntuale in chiusura una maglia nera della Prosesto. Palz, Cammarata sulla corsa di Vacchino che scruta al centro, poi accelera la numero 30, Vacchino esagera un po' troppo, dall'Acqua ci mette una pezza. Cross, palla rischiosa, mandata via. Raccoglie e il lancio di Faggol che diventa buono per Lilli Mai in area di rigore. Prova a portarla fuori Ciocca. Lilli Mai. Appoggio. Fiorella mette al centro. Facile la presa per Cristina Selmi. Quando ci avviciniamo alla mezz'ora. Bloccata la finale fino a questo momento, occhio perché perde lo scarpino Mariani, inevitabilmente fallo e calcio di punizione. Stabilisce la distanza il signor Musumeci di Cassino. Ne vuole una sola in barriera Matilde Macera. Ancora il sinistro di Arosio, pronto a diventare letale. Rincorsa.
Bella la palla tagliata di Arosio, colpo di testa. E poi c'è Lilli Mai che protegge il pallone, che però finisce in calcio d'angolo perché c'è stato il tocco da parte di una maglia bianca. E allora ancora occasione per Rebecca Arosio, per il suo mancino stavolta rientrare in area di rigore. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 a saltare. E Riva come al solito fuori dall'area con Sgambato pronta a staccarsi. Chiama lo schema Arosio a spiovere sul secondo palo. Bertuetti preferisce ricominciare. Dell'Acqua. Bertuetti. Il cross, secondo palo, la torre di testa che arriva lenta a Macera, che può stoppare. Altra super chance questa. Sempre su Accoliti, stavolta con la testa. Debole il suo stacco per impensierire l'estremo difensore del Catania. Dell'Acqua tiene bene posizione, poi Riva detta i tempi, 1-2 insieme a Gentile. Ciocca, verticalizzazione, raccoglie Cammarata, poi se la porta avanti con il ginocchio. C'è spazio per Sgambato, toglie il pallone a Vacchino e avanza lei, centrale Vacchino. Sgambato vuole chiudere l'1-2, Cammarato si inserisce, Cammarato se la ritrova, Cammarato col mancino a fin di palo. Era partito bene il sinistro della 10, si distende Selmi. Bertuetti sulla corsa di Mariani, ad uscire Macera. Bertuetti fa correre Stefania Fico, in avanti su Arosio, si muove da quel lato in scivolata, riesce a chiudere Fiorella in fallo laterale, già battuto dalla Prosesto. Si gira Mariani destro che attraversa tutta l'area senza deviazione, perciò rimessa in favore del Catania, con mister Pierangeli che chiede alle sue ragazze di restare in pressione, e infatti sono in 4 lì sul punto di battuta di Panarello. Adesso si avvicina anche Gentile. La gira Sgambato. Riva. La sposta all'ultimo su Palz. E allora Mariani si affida all'indietro su Fico. Alza la testa la 19. Torna ancora da Mariani. Prova a puntare. Lilli Mae la insegue. Tocco dentro Mariani, posizione in bilico regolare secondo il direttore di gara. Cross, la prende Macera ancora una volta e poi rilancio su Martinelli in tranquillità. Si riordina la Prosesto e non permette alle due punte di mister Reitano di creare scompiglio con la difesa schierata. Viene Martinelli a dare una mano a Sgambato per portare via la sfera a Riva. La chiede la 99, riceve Sgambato, bello lo stop, guarda la porta. Sgambato calcia addosso a Pasquali, che esce in tempo per deviare la conclusione. Lilli Mai non è finita. Limite dell'area, se la allunga un po' troppo e finisce per commettere fallo su Ciocca. Tra gli applausi
Sul rilancio di Cristina Selmi inizia il 35esimo minuto del primo tempo. Sta cominciando ad avvivarsi il match con qualche occasione da una parte e dall'altra. Finora insuperabili Selmi e Macera. Pasquali. Vacchino in appoggio. Cammarata, anzi sgambato. Palz ci mette troppo, la ritrova sgambato in qualche modo. Movimento di Lillimai, deviazione, la tiene in campo. Ancora la 72 a puntare. Il recupero di Accoliti, anche in fase difensiva. Immenso lavoro della 77. Si muove Mariani sulla verticale, attaccata alle spalle, cerca l'appoggio, la numero 10. Si infila e passa in qualche modo. Taglio di riva. Accoliti. Non trova il varco per servire la 7. Allora ancora Mariani. Gentile, attaccata forte alle spalle da Cristina Turn. Punizione. Ancora nessun provvedimento disciplinare preso dal direttore di gara, partita che non è stata per nulla cattiva fino a questo momento. Stavolta Macera ne mette 3 in barriera. Vediamo Arosio cosa sceglierà. Parte col mancino, sembra uno scavetto verso il secondo palo. Poi il Catania non riesce ad uscire. Ciocco ci prova. Destro debole. Macera blocca. La conclusione che non sarebbe finita tra l'altro tra i pali. Bello qui il rilancio preciso sui piedi di Vacchino. Cammarata si arrabbia perché il pallone è impreciso. A terra Gentile sull'intervento falloso. Adesso anche qualcosa da dire a Pierangeli, il signore Musumeci. Colpo di testa per uscire fuori dall'area. Riva. Dell'Acqua. Elegante lo stop. Pasquali trova in verticale di nuovo Arosio. Gentile. Fico a lavorare con l'1-2 con Mariani che gli restituisce il pallone. Fico, ottima l'uscita qui in chiusura da parte di Fiorella e poi fallo laterale. Resta lì la Prosesto. C'è Accoliti in verticale, pallone per Mariani che si gira e poi si allunga troppo il pallone sul controllo. Rinvio dal fondo per Macera. E vi ricordo nuovamente dell'app Play LND con risultati, classifiche, news, promozioni. Potete trovarla su Google Play e sull'App Store ed è gratuita. Ringraziamo anche la regia per le immagini di questa finale qui allo stadio Francesca Gianni di Roma. Vacchino
non si infila, 2 maglie subito addosso a lei. Selmi per rendere inutile il pressing del Catania. Gentile in avanti, controllo così di Panarello che poi se la allunga, poi riesce anche a mettere il piede e a sviluppare. Sgambato in verticale, Martinelli può allargare ancora su Lilli Mae, si accentra Lilli Mae ma in posizione di fuorigioco. Sul tocco di Sgambato se ne accorge l'assistente che alza immediatamente la bandierina. Selmi al rilancio, 40 minuti sul cronometro, ultimi 5 del primo tempo più eventuale recupero. Cammarata con la mano si aggiusta la sfera involontariamente, ma comunque falloso l'intervento. Catania che in questa seconda parte del primo tempo non è riuscita più ad impensierire dalle parti dell'estremo difensore, mentre qui la palla arriva facile a Macera. Bacchino, è lei a subire fallo questa volta, con Cecilia Riva che va subito a chiedere scusa alla 30, arrivata in ritardo con il piede la 7. Calcione in avanti, rimessa di nuovo a disposizione del Catania. Metà campo precisa. Bacchino pronto a venire incontro a Panarello, il pallone è profondo su Camarrata. Mariani a proteggere, mette il fisico anche Bertuetti che può far correre dall'altra parte Stefania Fico. Se l'accomoda con lo stop, poi appoggia all'indietro a Rosio. Valuta bene la situazione. Dell'Acqua non si intende qui con Riva, allora può scatenarsi il Catania in contropiede con la salita di Bacchino. Martinelli va ad occupare l'area. Sgambato, fa girare Palz. Lilli Mae, il movimento di Tern che crossa col mancino, cadendo, lo si vede infatti dall'esito, col pallone che scavalca la traversa di Cristina Selmi. Costruisce molto bene il Catania, ma poi in fase conclusiva dell'azione serve qualcosa in più di quello che abbiamo visto finora. Spinta netta vista da Andrea Musumeci, punizione pro Sesto, troppo evidente qui la spinta di Bacchino e glielo dice il signor Musumeci. Arriva forte Martinelli a pressare su Ciocca, Fico rischia qualcosa, poi Ciocca fa girare e torna di nuovo da Selmi. Ultimi 90 secondi. Manda via Fiorella. Colpo di testa Lilli Mae. Sulla corsa Lilli Mae contro Gentile. Converge e crossa Lilli Mae. Bacchino deve inseguire questo pallone sul quale arriva prima ovviamente Elena Mariani. Dell'Acqua sposta
serve Mariani, cerca la giocata ma si mette di mezzo Panarello con un ottimo break. Lilli Mae ripropone Bacchino, guarda al centro, cross lento e leggibile per Cristina Selmi. Ha già messo in moto le compagne. Arosio con l'esterno a dettare. Ciocca. Vediamo se si crea l'ultima chance del primo tempo. Pallone profondo sulla corsa di Bertuetti. Arriva prima Macera. Anche lei velocizza. Camarrata. Pals. Saggiamente non c'è recupero, fine primo tempo tra Prosesto e Catania. Regna lo 0-0, qualche occasione ma nulla di veramente concreto. Adesso pausa e noi nel frattempo ci sentiamo le parole dei direttori di Prosesto e Catania. Siamo con Luca Maurina, il coordinatore del Consiglio di Dipartimento. Luca, chiedo se vuoi ringraziare innanzitutto l'evento. Che giornata sarà quest'oggi? Non potrei ringraziare chi oggi sta organizzando questo momento. Ci sta mettendo nelle migliori condizioni per fare un bello spettacolo, la possibilità di avere a disposizione questo impianto, lo staff della LND che è venuto a supportare l'evento è fondamentale per la miglior visibilità di una finale di Coppa Italia. Ti chiedo che aria si respira, vediamo un campo strepitoso, sicuramente tra poco verrà popolata anche la tribuna e ci sarà da emozionarci quest'oggi. Che finale ti aspetti? Mi aspetto una finale assolutamente di alto livello, sono due squadre arrivate con grandissime capacità, con grandissime potenzialità, hanno una struttura estremamente valida, hanno dimostrato già in campionato di essere al livello massimo, sfiorando i playoff o addirittura partecipando agli stessi. Quindi abbiamo a che fare con delle compagini, delle atlete assolutamente di qualità e immagino che la possibilità di giocare su questo impianto, con questo manto e in una giornata fantastica ripaghi assolutamente il loro impegno. Grazie. Grazie a voi e buon lavoro. Siamo con Matteo Simari, responsabile della prima squadra della Prosesto. È stata una stagione incredibile, complicata, ma avete saputo gestire i momenti chiave per arrivare fin qui. Quindi ti chiedo che stagione è stata in generale. Ma allora, innanzitutto grazie a voi, è stata una stagione importante e abbiamo rifondato un gruppo che comunque era già esistente a Sesto, un gruppo importante fatto di giocatrici di livello e donne di livello prima di tutto. Sono molto contento di quello che comunque quest'anno abbiamo strutturato e tengo anche a precisare che lo faccio sempre, abbiamo un settore giovanile importante e questo ci ha dato una mano per far sì che possa comunque poteva nascere questo progetto continuativo e importante nella famiglia Prosesto. Abbiamo visto questa struttura crescere piano piano, ti chiedo se questa finale è un po' il premio di questo percorso di crescita. Sì, allora sicuramente è un po' il premio, è il premio, sì, ti dico di sì perché comunque ci siamo giocati fino alla fine del campionato come avete visto e purtroppo siamo arrivati a pari punti al Meda, quindi complimenti a loro per quello che hanno fatto e per noi è stato importante arrivare a questa finale per far sì che le ragazze potessero dare comunque come si dice, spazio a quello che comunque loro avevano creato durante l'annata, quindi sono molto contento per quello che hanno costruito fino ad oggi per questa finale. Ci voleva sicuramente, assolutamente.
Senti, al di là del risultato ti chiedo che cosa ti aspetti dalla squadra quest'oggi, dalle ragazze. Ma allora, come sempre, sicuramente noi siamo una squadra forte, tatticamente perfetta e mi aspetto un gran gioco da entrambe, perché comunque anche il Catania, da quello che abbiamo visto, è un'ottima squadra e sicuramente che sia un'ottima partita da parte delle nostre ragazze, nonostante, come ben sapete, abbiamo comunque delle persone importanti fuori infortunate. Grazie. Grazie a voi, gentilissimi. Siamo con il direttore sportivo del Catania, Massimiliano Borbone. Che emozione è essere qui a giocarvi questa finale quest'oggi? È assolutamente una grandissima emozione, soprattutto per le ragazze, vedere questa grande concentrazione, questa anche tensione bella prima di una finale è sicuramente una grande soddisfazione, siamo contenti e cercheremo di fare meglio di noi stessi. Senti, come abbiamo visto è stato fatto un grande lavoro per plasmare un gruppo di ragazze così forte, così determinato. Sei soddisfatto, vi sentite soddisfatti di questo lavoro? Al di là della finale di oggi. Ma guarda, la soddisfazione si valuterà a fine stagione. Abbiamo altre 2 partite importanti, due finali, questa è quella di domenica prossima, quindi a fine stagione tireremo le somme. Ad oggi siamo orgogliosi del percorso che abbiamo fatto, ma ancora manca l'ultimo tassello. Assolutamente, oggi ci sarà un'assenza importante che è quella di Giulia Risina che è stata operata al ginocchio. Vi chiedo se è come se fosse in campo con voi quest'oggi, come si è fatta sentire questa settimana e se gli siete stati vicini. Assolutamente sì, Giulia per noi è un leader, oltre che un giocatore molto importante in campo, anche fuori dal campo, ma è stata vicina alla squadra come la squadra è stata vicina a lei, è una ragazza di Catania che ha girato tanto, adesso è tornata a casa e quindi per noi è una risorsa importante per il presente, purtroppo non abbiamo la possibilità di schierarla in queste partite, ma sarà una risorsa fondamentale anche per il futuro. Direttore, grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi, buona partita.
Eccoci di nuovo in diretta dal centro sportivo Francesca Gianni di Roma per il secondo tempo della finale di Coppa Italia Serie C femminile tra Prosesto e Catania. Nessun gol nella prima frazione di gara, fischio, ultimi 45 che prova anche a ripartire con Lilli Mae, ma altro recupero della Prosesto. Bertuetti inquadra la porta, calcia deviazione, tocca la parte superiore della rete. È la prima chance del secondo tempo. C'era la numero 62 sul piede mancino. Bello il lancio qui per Lilli Mai, che ha tanto campo da percorrere ma sbaglia lo stop e finisce per regalare il pallone alla Prosesto. Fico se l'allunga, bella sgaloppata della 19, Fico, pallone a rimorchio all'indietro, ci prova ancora, Palza a mettere una pezza e poi la conclusione di Riva addosso a Macera. Partita bene nella ripresa la squadra di Marco Pierangeli, subito due occasionissime per Bertuetti e Riva. Arosio dalla bandierina, le solite 6 a saltare. Viene incontro a Coliti, palla di ritorno a Arosio a spiovere sul secondo, la torre al centro, cosa si è divorato il Prosesto a 2 passi dalla porta. Vediamo se la regia ci ripropone il replay. Se non sbaglio Ciocca da 2 passi ha sparato alto. Si continua a Coliti, sguardo verso la porta, costretto a tornare all'indietro per l'attacco di Panarello. Poi Dell'Acqua, fino in fondo, cross basso, respinto fuori. Non riesce a calciare a Coliti. Due rimpalle, il pallone resta vivo. Fico può mettere il cross, sceglie ancora di correre fino sul fondo del campo. Si prende tutto lo spazio a disposizione, ma poi calcia addosso all'avversaria. Si impegna per tenerla in campo Tern, ma è bravissima, Gentile con il cross al centro. Macera la chiama e la fa sua. Vacchino, la sponda buona per la corsa di Cammarata, che serve ancora la compagna. Occhio perché c'è il centro sgambato, la conclusione col mancino di Giulia Martinelli che fa esplodere il cuore del Catania. 1-0 per le rossazzurre. Quinto minuto del secondo tempo, il recupero di Cammarata, il capitano del Catania,
che si inserisce in mezzo a 3 maglie nere e poi scarica il pallone per Giulia Martinelli. Rivediamo dal replay. Ottima la corsa, aspetta l'attacco, vede lo spazio per servire la numero 11. Stop, a mettersi la palla perfetta per poi spiazzare Cristina Selmi col mancino. 1-0 nel miglior momento della Prosesto. La squadra di Reitano punisce e sblocca la finale. Fuori gioco segnalato dall'assistente. Si prende qualche secondo per fischiare Andrea Musumeci. Tern, più in alto di tutti. Poi qui si complica la vita a Rebecca Rosio. Lì mai verso la porta. Sicura Selmi, blocca. Poi alza lo spiovente. Fa rimbalzare Bertuetti. Prova ad andare sulla seconda palla. La tocca solo per un istante. Poi Fiorella nel vuoto. Ciocca. Fico di nuovo da Ciocca. Riva. Prova a restare in piedi, ma Tern la prende alle spalle. Lancio sulla profondità, Mariani, ottimo il movimento. Prova a sfidare Panarello che la porta sull'esterno. Cross che non parte. Dell'Acqua. Passa in qualche modo. Mariani, l'appoggio. Accoliti. Limite, raddoppiata. Accoliti deve scaricare, invece chiude la conclusione. Il tiro non impensierisce, la porta difesa da Macera. Pacchino. Lotta Martinelli, conquista il fallo laterale. Adesso dovrà reagire la squadra di Pierangeli al gol subito 2 minuti fa. Il tacco di Tern. Cerca di arrivarci Martinelli. È imprendibile la traiettoria. Ciocca. Si affida ancora al destro di Stefania Fico, che propone in avanti. Tacco bello sulla corsa. Si propone a Rosio con l'esterno, prova a pizzicare verso Mariani. In 3 ad anticipare la numero 10 della Prosesto. Pallone nello spazio, sgambato, cerca Martinelli ancora sulla corsa. Stavolta però resta in copertura Pasquali. Occhio qui perché rischia tantissimo Selmi con il rilancio corto a duellare sgambato, che la tiene viva. Era in fuorigioco però la numero 99. Fuori gioco che era ovviamente di Elena Mariani sul pallone riconquistato da Sgambato. Ha lasciato continuare per il vantaggio il direttore di gara. Occhio qui alla sponda. Tern riesce ad arrivare sul pallone. Se lo sposta Mancino, disturbata da Ciocca sul più bello. Resta a terra Cristina Tern. Molto dolorante. Non c'è bisogno però dell'intervento dello staff, come dice il direttore di gara. E allora torniamo sul rinvio dal fondo per Cristina Selmi.
35 minuti più recupero a disposizione della Prosesto per rimettere in piedi la finale. Bertuetti nel traffico insieme ad Accoliti che ripulisce sulla destra, può salire Fico, manca lo stop, Rebecca Arosio. Sembra aver destabilizzato un po' le ragazze in campo il gol del Catania. Era in un buon momento la squadra di Pierangeli, con 2 grandi occasioni nei primi 5 minuti. E poi il gol che ha stravolto il risultato e la finale, dando consapevolezza e coraggio al Catania. Fiorella con le mani. Brava qui Arosio ad arrivare con la testa. Ciocca propone profondo, Mariani, stop, se la giusta. Arosio in appoggio, Fico. Pallone sparato verso Pasquali che arriva con il destro, mette un po' in difficoltà ovviamente Dell'Acqua con il pallone a metà strada. Lancio profondo, Ciocca con il petto, ammortizza e poi lancia nello spazio. Si gioca poco palla a terra in questo momento. Gentile, bello lo stop. Riva, pallone profondo per Mariani, chiama l'uscita Macera, un po' indecisa in questo caso. Su chi dovesse andare su questo pallone con Faggol. Ciocca, Pasquali, sbaglia Pasquali, Ciocca rimedia. Altro scippo di Palz che guarda la porta, non ha opzioni oltre che provare a buttarsi nello spazio allungando il pallone. Ci mette il piede e regala il fallo laterale al Catania. Problemi per Ciocca nel contrasto precedente. Vediamo come Reitano lascia il 3 contro 2 lì in fase difensiva. Con Palz pronta a fare schermo, ad abbassarsi. Pacchino trova il fondo e il cross. Selmi para, aspetta la sfera sul primo palo, pronta a rilanciare. Riva, non ci sono maglie nere qui a destra, prova ad arrivare Fico ma in ritardo, allora cambia lato la Prosesto, poi si ritorna da Fico che manda Bertuetti sul fondo. Mariani, parte il traversone, colpo di petto e poi l'ultimo tocco è di una calciatrice della Prosesto, perché il direttore di gara indica il fondo. Sarà rinvio per Matilde Macera tra le proteste della squadra di Pierangeli. Musumeci va ad avvertire Macera che non tollererà altre perdite di tempo. Rilancio corto della 71 del Catania. Ottimo lavoro di chi sta decidendo questo match, ovvero Giulia Martinelli. Palz, limite, finta. Può inquadrare la porta, preferisce allargare. Lilli Mae
converge, cross al centro, la girata sulla traversa, incredibile, colpita da Tern. Il pallone resta vivo, calcia sgambato alle stelle. Rivediamo. Ottima giocata di Pals che poi sceglie di allargare, manda fuori tempo la difesa. Cross perfetto di Lillemai, Tern si coordina, il pallone gli rimbalza troppo davanti e gli alza la conclusione che si stampa sul legno. Primo cambio. La mossa di Silvestro Reitano. Fuori Flavia Sgambato, dentro Basilotta. Catania sostituisce il numero 99 Sgambato, entra con il numero 7 Virginia Marina Basilotta. Costruisce dal basso la squadra di Pierangeli. Bello lo stop orientato di Arosio che poi lancia in profondità Mariani. Posizione irregolare. Partita prima. La numero 10. Al di là della linea difensiva di Silvestro Reitano. È una scelta che stanno facendo le ragazze di Pierangeli, ovvero cercare la palla sulla profondità per arginare questo pressing alto, questa linea difensiva alta del Catania. Cammarata, ottimo lavoro del capitano numero 10 rossazzurro. Possiamo dire che la sua sgaloppata precedente a 5 minuti dall'inizio del secondo tempo è stata un po' la sliding doors di questa finale, ad aprire le acque e lo spazio per Giulia Martinelli, che poi infallibile da quella posizione. Traversone, il pallone viene toccato da Gentile e sarà calcio d'angolo, infatti. Ha provato a salvarla Cristina Selmi, non è arrivata in tempo. Corner e anche il Catania porta le torri, nonostante il vantaggio sono 6 pronti ad entrare. E Basilotta appena entrata che resta al limite. Traversone, primo palo, si arrampica Riva. Sarà di nuovo corner. Pronta anche Carravetta, la prima mossa di mister Pierangeli. Ma prima seguiamo il corner. Tentato la girata qui Panarello e poi il più lontano possibile. Prova a sparare Basilotta che guadagna il terzo corner di fila per il Catania. Minuto 64. Partono dal secondo palo. Cross è sul primo, il pallone spiove, resta al vivo, lì prova a sputarlo fuori qui la Prosesto e poi il calcio alle stelle di Alessia Cammarata. Eccolo il cambio. Dentro Carravetta e fuori Elena Mariani. Prosesto sostituisce il numero 10 Elena Mariani con il numero 22 Elisa Carravetta. Fico. Spazio per Arosio che però è morbida nell'appoggio. Ottima giocata di Cammarata
che sta disegnando calcio. Come un capitano si sta prendendo la squadra sulle spalle. Ha alzato il livello tecnico, soprattutto nella ripresa. E ha dato l'input per il gol del vantaggio, ricordiamolo, al minuto 50. Qui calcia direttamente in porta. Era buona l'idea. Partito bene il tiro di Basilotta. Cerca subito di mettere il suo timbro in questa finale. Giro palla, Ciocca. Deve velocizzare la squadra di Pierangeli. Fico a costruire. Altra scaloppata della 19 che poi cede il pallone ad Arosio. Crossa con il piede debole e colpisce l'esterno della rete senza creare pericolo. Era un'ottima chance questa da sfruttare. Inizia a farsi sentire anche la stanchezza oltre al caldo asfissiante quest'oggi di Roma. Tanto movimento, tutte in piedi le ragazze nella panchina di Pierangeli. In due invece a scaldarsi dall'altro lato per le rossazzurre. Fallo subito da Arosio, calcio di punizione. E io vi ricordo nuovamente di scaricare l'app su App Store e su Google Play della Lega Nazionale Dilettanti con tutti i risultati, le classifiche e le news per quello che riguarda il mondo LND. Ancora Arosio sul pallone. Bella la palla a spiovere sul secondo palo, c'è stato il tocco e ci sarà anche il corner per la Prosesto che prova a risalire un po' la china, prova a prendere un po' di metri e ad affacciarsi dalle parti di Macera. Cross a rientrare verso il secondo palo, mette fuori la difesa del Catania e allora Fico riaccelera, ormai l'ha capita e si mette davanti. Cammarata prende posizione la numero 10, non c'è fallo per il direttore di gara, è lasciata cadere. Fico insiste da quel lato, bello il numero della numero 17 che riesce a passare in qualche modo ma poi arriva tardi sul pallone, rimane comunque lì la Prosesto. Altro fallo laterale. Stefania Fico sul petto della compagna Carravetta, poi cross nel cuore dell'area, ci arriva in qualche modo Martinelli che con la punta pizzica e fa ripartire la compagna che perde contatto visivo con la numero 11 e manda la palla nel vuoto. Selmi quasi a centrocampo per allungare il rinvio. Stringe Lillimai anche in copertura. Apertura da quest'altra parte. Fico può puntare. Fico supera Lillimai. Il tiro di Fico, rasoterra, nessuna deviazione, Macera è lì e la blocca. Giro palla che fa passare un po' di secondi per il Catania. Macera profonda. Cammarata con tecnica, respira e allarga. Incontro Basilotta. Palz
alza la testa e allarga. Lilli Mae può puntare su Fico che ha appena fatto 2 sgroppate. Cross di Lilli Mae sulla seconda palla, prova ad arrivarci Bertuetti ma è in ritardo. Basilotta è più fresca, propone in avanti, mette il piede dell'Acqua e manda in fallo laterale. Sembra un po' stanca in questo momento la Prosesto, probabilmente serve qualche cambio, probabilmente mister Marco Pietrangeli lo sa. E infatti Pierangeli guarda verso le sue ragazze per capire quale soluzione adottare. Panarello, limite. Lilli Mae torna a puntare Fico. Lilli Mae sposta sul destro. Alla 19 gli sporca la conclusione, si oppone. Riparte dall'altra parte. Accoliti, messa giù, primo cartellino del match. È proprio per Mari Lis Lilli Mae. Lancio per Fico. Cross. Si contendono il pallone con la testa. Era arrivata Carravetta come prima. Se la ritrova Cecilia Riva. Taglio in appoggio Gentile. Preferisce ragionare, fare un altro giro e passare di nuovo da Cristina Selmi. Non passa neanche in questo caso il pallone diretto per Carravetta. Come questo, di difficile gestione. L'ex Cittadella. Elisa Carravetta, il primo cambio per cambiare le sorti di questa finale. Eccola l'altra mossa di mister Silvestro Reitano. Va dentro Suvitra. Il Catania sostituisce il numero 11 Giulia Martinelli con il numero 32 Diana Suvitra. Quindi fuori Giulia Martinelli, dentro Suvitra. E anche un cooling break che è dovuto, come ripeto, per il caldo che si percepisce qui allo stadio Francesca Gianni di Roma. E allora di nuovo me ne approfitto per ricordarvi di scaricare l'app dell'LND, disponibile per Apple e per Android su App Store e Google Play. Sicuramente l'assenza di Barbuani, miglior realizzatrice della Prosesto con 24 gol, sta pesando e non poco per mister Pierangeli, che avrebbe avuto bisogno di una come Barbuani in questo preciso momento nella partita decisiva. La spizzata per far correre la penetrata su Vitra e sull'ultimo tocco.
Non cade più il pallone a metterlo giù, è proprio Accoliti che poi lo rialza in avanti. Macera prova a mettere il piede, a tenere il pallone in gioco, anche grazie all'aiuto di Fiorella, ma sarà rimessa a zona tre quarti per la Prosesto. Bello questo movimento alle spalle della difesa. Carravetta da uno sguardo e crossa, l'aspetta lì Macera, rischiando anche l'anticipo in questo caso. Occhio a questo 2 contro 2 che si sta creando, colpo di testa. Tern. Non si intende con Cammarata, un po' sconsolata per questa occasione. Prende un colpo Basilotta, riparte la Prosesto, involontario ovviamente il colpo subito. Bertuetti sulle gambe, la 62 che ha corso tantissimo quest'oggi, riva all'indietro. La forza, la spinta della nuova entrata su Vitra a disturbare il giro palla della Prosesto. Qui palla troppo profonda sulla corsa lì dell'Acqua, che torna in posizione. (13:30) alla fine. Dobbiamo aspettarci assolutamente per forza qualche mossa da parte di Pierangeli, al più presto, soprattutto perché si vede tanta stanchezza nelle sue calciatrici. Bertuetti vuole correre Fico, non la lancia però in profondità Gentile. In copertura Palz. Alle spalle Basilotta va a chiudere. Cammarata, bella la palla profonda alle spalle di Gentile. Mette il piede Ciocca e poi regolarmente va a soffiare il pallone a Cristina Tern. Chiama adesso il movimento a Fico. Lancio profondo, in 2 sul pallone, colpo di testa. Arriva Lilimae. Il pallone. No, non era uscito, è l'arbitro a fermare il gioco perché è rimasta una calciatrice a terra. Cercando di capire il prima possibile di chi si tratta. Sarà Musumeci allora a scodellare di nuovo il pallone per Palz che la gioca subito. Lilimae, una finta, Cammarata ancora a dettare i tempi. Bella la palla sulla corsa di Lilimae che si impegna e la tiene. Tunnel, poi però non trova più la sfera. E allora eccolo lo spazio per la Prosesto con Reitano che si sta sgolando. Lancio profondo, Carravetta prova ad arrivare sul pallone, ma c'è prima Fiorella che prende posizione e rilancia. In appoggio Gentile. Prende un colpo Stefania Fico, si continua per il vantaggio. Arosio. Pallone messo al centro, falloso l'intervento alle spalle da parte di Fagol, ma c'era fuori gioco. Elisa Bortuetti, partita alle spalle di tutti e quindi punizione e secondi preziosi per il Catania. Fuori Rebecca Rosio,
tra gli applausi e dentro Ronchetti. La processo sostituisce il numero 21 Rebecca Arosio con il numero 33 Matilde Ronchetti. E questa è una mossa che risistema l'aspetto tattico della squadra di Pierangeli. L'ho visto parlare, risistemare le sue ragazze in campo, e deve cambiare per forza qualcosa anche per quello che riguarda movimenti, tattiche, perché il Catania sta arginando completamente e annullando le azioni offensive della Prosesto. Vediamo se riesce a passare in qualche modo in questo caso con Bertuetti. Movimento sulla profondità di Accoliti. Bertuetti si accentra, poi prova a servire al centro dell'area, arriva che manca lo stop e si dispera. Erano in due da quel lato. Pallone che gli è scivolato sotto la suola del mancino. Ha finito sul fondo. Buona notizia per Matilde Macera, che adesso ha tutto il tempo per poter rispedire il pallone al centro del campo con il rilancio che arriva adesso. 9 alla fine. Poco meno di 9 alla fine. Dell'Acqua. Accoliti a ruggire sulla sfera. Stessa cosa fa Panarello con la scivolata, poi l'ultimo tocco riesce a salvare qui il pallone, fa gol e a spedirlo in fallo laterale. Tiene lontana dall'area la Prosesto. Bacchino, rimpallo che la premia, rimessa laterale. Pronta Panarello. In due a pressare. Pallone rilanciato in avanti da Pals. Sulla corsa di Suvitra, che la continua. Occhio alla palla molto rischiosa, ha sbagliato tutto Ronchetti. E allora occasione per il destro di Cristina Tern, che vuole mettere la firma su questa finale. Direzione del tiro troppo schiacciato, che esce tranquillamente alla destra di Selmi. Ronchetti. Bella palla questa per Fico, che deve impegnarsi a tenerla, ci riesce. Mette il corpo, il fisico, Fiorella, e riparte. Aiutata anche da Capitan Cammarata. Si lotta in quel fazzoletto di campo. Gentile. Bertuetti. Destro, spiovere sul secondo palo. La chiama e la fa sua Macera. Ronchetti. Occhio perché ha preso un colpo. Vediamo se si rialza Ciocca, mentre Suvitra ovviamente continuava a pressare, dato che non ha buttato il pallone fuori. La Prosesto. C'è bisogno dell'intervento dei sanitari. Pronta Romano a bordo campo. È la terza mossa di mister Reitano.
Fuori Lara Vacchino. Partita di quantità della numero 30 che non ha mai smesso di spingere su quella fascia sia in fase offensiva che difensiva. Catania sostituisce il numero 30 Lara Vacchino con il numero 91 Flavia Romano. Vinto il duello lungo quella porzione di campo con Sofia Dell'Acqua. Mentre si prepara la Prosesta ad affrontare gli ultimi 5 minuti più il recupero di questa finale. Prova a scappare via Fico. Non c'è fallo, non c'è trattenuta. Si continua per Musumeci. Fallo laterale, ma prima l'altro cambio di Pierangeli. Va dentro Marino in questo finale. Fuori una stanchissima Cecilia Riva. Cecilia Riva con il 17 Micaela Marino. Quattro da adesso. Fiorella con le mani. Zona sua panchina. Fico vuole velocizzare. Batte verso Gentile. La mette sulla corsa di Dell'Acqua. Carravetta. Lascia lì di tacco, ha capito tutto e riparte il Catania. Lancio per Tern, che forse è stata pizzicata anche in fuorigioco, ma lascia continuare il direttore di gara. Eccolo il pallone per Tern. Quando arriva ormai fuori dal campo, rimessa per la Prosesto, forcing finale della squadra di Pierangeli. Per proseguire, per far proseguire questa sfida ai rigori. Gentile in palleggio al limite dell'area, pallone allargato da quest'altra parte dove c'è Fico, può mettere il pallone, aspetta, preferisce allargare Ronchetti, cross basso, la manda fuori in qualche modo il Catania, poi ci prova la 17 appena entrata, proprio Marino con il destro strozzato, cerca di tenerla viva. Tutta schiacciata dietro la squadra di Reitano. Qui il cross passa in qualche modo, deviazione sulla bocca dello stomaco, questa infatti fa male. Calcio d'angolo Prosesto. Una delle ultime chance. Parte il cross, la chiama, la spizza, occhio a Bertuetti in area, portata fuori, Bertuetti prova a guadagnare un altro corner, ci riesce la 62, si resta lì. Cross basso, arriva fuori, Marino con il destro, ribattuta, altra apertura di Gentile, manda avanti il Catania con Selmi che prova ad inseguire, 89-20, spizzata che finisce sul fondo, è un rinvio d'oro per Matilde Macera.
per stemperare un po' questo finale con il forcing del Prosesto. Vicina a un enorme successo il Catania di mister Silvestro Reitano. Quattro di recupero a partire da adesso per le speranze della Prosesto, con l'apertura su Carravetta che prova a scardinare da quel lato il Catania. Si deve fare un altro giro, c'è tanto spazio per Ronchetti da quest'altra parte, si prende tutto il corridoio, pallone al centro, la butta fuori, poi il destro provato da Bertuetti, resta viva la sfera, ancora Ronchetti, cross al centro, la chiama il portiere, colpo di testa verso lo specchio della porta e in qualche modo pareggia il match la Prosesto a 3 dalla fine e probabilmente manda la sfida ai tiri dal dischetto. Vediamo il replay. Finale incredibile, finale pazzesco. Per la Prosesto ha segnato Serena Accoliti. Ci vuole freddezza da lì perché poteva impattare troppo forte, mandarla sopra la traversa. Invece è stata perfetta, pulita a mettere il pallone a scavalcare, a renderlo imprendibile. È sceso vicino all'incrocio. Si torna da Selmi, occhio perché non è finita, altri 2 minuti. Fiorella, Basilotta nel traffico, riprende coraggio la Prosesto, quando ormai non c'è tanto tempo. Qui se la porta avanti Turn che vince il rimpallo, Turn prova a calciare. In caduta Ronchetti sceglie di mandare il pallone in fallo laterale per non rischiare. Si lotta lungo l'auto di sinistra, altro fallo laterale conquistato dal Catania. 1 minuto alla fine, ultimo giro d'orologio. Rilancia direttamente in tribuna l'autrice del gol, Accoliti. E allora sembra quasi un finale scritto. L'ultima palla dei regolamentari. Palz vuole creare, tocca al centro, Accoliti, protagonista del finale. Selmi con rilancio profondo, sguarda il cronometro per il direttore di gara. Vediamo se lascia spazio ad un'ultima azione, ma ormai le squadre sembrano quasi accontentarsi di questo pareggio, dell'esito dei calci di rigore. Qui gamba alta di Cammarata che rischia tantissimo. Intervento non cattivo ovviamente, ma poteva diventare molto pericoloso. Con Accoliti che infatti va a dirlo al direttor Musumeci,
Stefania Fico era scattata lungo la linea verticale del calcio di punizione. Gentile, occhio alla deviazione, se la ritrova Fico e poi arriva il triplice fischio che ci dice che la finale di Coppa Italia femminile di Serie C si deciderà con i tiri dal dischetto. Andiamo in pausa. Per decretare l'esito di questa sfida. Adesso torniamo sul terreno di gioco dello stadio Francesca Gianni per seguire in diretta i rigori tra Prosesto e Catania, che decideranno chi alzerà al cielo di Roma la Coppa Italia di Serie C. Al gol di Martinelli a 5 all'inizio del secondo tempo ha risposto Serena Accoliti al photo finish. Si calcia alla porta alla nostra destra. La prima a battere sarà Elisa Bortuetti. Inizierà il Prosesto.
Ultime raccomandazioni. Ovviamente le due squadre ad abbracciarsi al centro del campo. Stessa cosa le panchine. Reitano e Pierangeli staccati dal gruppo. Primo rigore. E c'entra il gol. Bortuetti realizza spiazzando Macera. Incrocia il destro. Parte 1-0 la Prosesto. Se non sbaglio, la prima a calciare del Catania sarà Basilotta. È proprio Macera a consegnargli il pallone. Rincorsa normale per la numero 7. Arriva il fischio. Basilotta apre il piatto e pareggia il match. 1-1 anche la sequenza dei rigori. Secondo rigore per la Prosesto, apre il piatto ed è 2-1. C'era quasi arrivata Matilde Macera. Torna in vantaggio la Prosesto. Secondo rigore per il Catania. Cammarata, il capitano. Parte Cammarata, anche lei apre il destro. Si tuffa dall'altra parte Cristina Selmi. Perfette le esecuzioni dal dischetto nei primi 4 rigori. Adesso Gentile. Il silenzio del Francesca Gianni. In corsa breve, parte Gentile, dove l'ha messa? Anche lei ad aprire. Ma che rigore ha tirato. Sotto l'incrocio si tuffa Macera ma non può niente. Lisel Palz per tornare in parità. Il mediano di Silvestro Reitano. Anche lei col destro. Apre il destro, tocca Selmi. Ma non basta, il pallone finisce dentro. Si dispera la numero 1 della Prosesto. È 3-3. Deborah Pasquali. Apre le braccia, Macera. Parte Pasquali. Lenta la rincorsa, lenta la conclusione. Aveva visto Macera andare dall'altra parte. Facile facile. 4-3 la sequenza dei rigori. Nessun errore. E questo pesa, questo inizia a pesare. Fa gol. Anche Selmi si muove un po'. La rincorsa. Fa gol Selmi! Selmi si oppone! Si lancia sulla sua destra. Tiro
un po' più centrale rispetto al tuffo della numero 1. Para forse con il ginocchio, se non ho visto male. E adesso Carravetta. Rigore decisivo. Carravetta chiude il destro e regala la Coppa Italia di Serie C alla Prosesto dopo una partita incredibile che aveva iniziato bene nella ripresa con le due azioni che avevano quasi portato al gol del vantaggio, poi il gol subito a freddo da Martinelli che aveva complicato le cose e ci ha pensato la numero 77 Accoliti nel finale con un pallonetto di testa a ridare vita alla Prosesto, che va alla lotteria dei rigori e porta a casa un risultato incredibile. Partita pazzesca. E vediamole adesso le ragazze di Marco Pierangeli esultare, mentre il mister della Prosesto va a congratularsi anche con tutta la panchina del Catania. Disperate le ragazze in maglia bianca. Andiamo in pausa adesso e vi facciamo vedere l'intervista a Giancarlo Abete. Siamo con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. Le chiedo, presidente, che valore ha questa finale per il movimento calcistico femminile italiano? La Coppa Italia è un evento importante, nel mondo dilettantistico è una delle principali opportunità di confronto, ovviamente all'interno di una realtà come quella della C che cresce e che sta cercando di trovare il suo equilibrio anche sul versante
per cui la stagione 25-26 è stata una stagione innovativa, 4 gironi da 12 squadre, l'opportunità di competere ma di tenere sufficientemente sotto controllo i costi, cosa fondamentale in tutto il mondo del calcio, ma a maggior ragione nel calcio femminile, dove la rete ovviamente è più diradata rispetto al calcio maschile e quindi si sentono maggiormente i costi collegati alle trasferte e agli impegni anche interregionali. È un'opportunità importante, abbiamo strutturato diversamente i campionati nella stagione 25-26, 4 gironi da 12 e quindi avremo prossimamente anche le finali per passare di categoria, andare in Serie B, ma comunque l'impegno della nuova governance della federazione, qualunque saranno gli esiti della competizione il 22 giugno, è continuare a investire nel calcio femminile. Sono stati fatti passi avanti importanti, il professionismo ovviamente nel calcio femminile è una conquista che solo la Federazione Italiana Gioco Calcio ha fatto, ma naturalmente dobbiamo stare attenti soprattutto a rendere compatibile il sistema dei costi e la crescita e lo sviluppo della base. È lì che c'è la prospettiva di crescita del calcio femminile. Noi abbiamo avuto degli anni di aumento significativo del numero di tesserate, però dobbiamo rilanciare questo discorso, perché soprattutto a livello del settore giovanile dobbiamo creare le condizioni perché si giochi con più facilità, in modo compatibile, organizzando e strutturando sia i regolamenti sia le competizioni e l'organizzazione complessiva, a rendere praticabile uno sport in cui ancora sappiamo che la prevalenza è maschile. Su 100 tesserati per la Federazione Italiana Gioco Calcio 96 sono uomini e 4 sono donne, quindi come tale è naturale che è più difficile creare una rete di lavoro all'interno di una realtà che ha i suoi 45.000-50.000 tesserati ma non ha il 1.050.000 tesserati che ha il calcio maschile. Presidente, la ringrazio e buona finale. Grazie, buona finale anche a tutti quanti noi. Siamo con Alessia Cammarata, capitano del Catania. Ti chiedo subito che finale è stata. Dispiace perché eravate arrivate veramente a un passo. E voglio chiedere se vuoi spendere innanzitutto 2 parole per te, per le tue compagne, per il mister. Ciao a tutti, innanzitutto è stata una finale comunque combattuta fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo respiro, come appunto si è visto. Sono felice e sono fiera della mia squadra perché abbiamo dato tutto, a prescindere, abbiamo avuto momenti di difficoltà, ci siamo aiutate, ci siamo rialzate, nonostante il gol arrivato all'ultimo secondo comunque non abbiamo mollato. Purtroppo i rigori sono così, puoi segnare, puoi sbagliare, ma l'importante è non buttarsi giù. Abbiamo un'altra partita da fare domenica prossima, stiamo già pensando a quella, il calcio è così. Ecco, appunto, dicevi l'importante è la partita che verrà, perché siete ancora in corsa per i playoff, c'è una partita importantissima da giocare. Come si stacca la testa, come si riparte dopo un finale amaro così? Io penso che sicuramente sarà stata è brutto perdere, soprattutto ai rigori, però per la squadra che siamo, per il gruppo che siamo, sono sicura che non appena usciamo da questo rettangolo verde, oggi siamo già proiettate a domenica, siamo già pronte per domenica e resettiamo tutto fin da subito per il gruppo che siamo, perché veramente abbiamo tanto cuore, tanta anima e non c'è niente da dire. Alessia, ti ringrazio, allora ti faccio anche un in bocca al lupo per questa partita importante. Grazie mille e grazie a voi. Ciao. Ciao. E il capitano della Prosesto. Ci siamo? Siamo con Cristiana Selmi. Cristiana, che partita è stata? Incredibile. Ma è stata una partita molto combattuta e siamo state brave a crederci fino alla fine senza mollare mai, e questo è un gruppo fantastico, io vi voglio bene. Vediamo
se recuperiamo Cristina. Ti abbiamo recuperato, Cristina, dicevi. No, siamo state molto brave a recuperare e a tenere, non so neanche cosa dire. Siamo state bravissime a non mollare mai, a crederci sempre e a fare gol. Sono senza parole, ti giuro. Te lo do io un assist perché all'inizio del secondo tempo, nel vostro momento migliore, è arrivato il gol del Catania. Tenere i nervi saldi non è per niente facile e dimostra che gruppo speciale siete. Siamo veramente un gruppo fantastico fatto di ragazze che si vogliono bene e penso proprio che grazie a questo oggi siamo riuscite a ribaltare una partita che era praticamente finita, ma questo è il calcio e stavolta è andata così, che te devo dire? Ti lascio la festa, Cristina, complimenti. Ciao! Adesso siamo pronti a seguire i festeggiamenti, proviamo a prendere il mister. Qualche secondo giusto perché vogliamo sapere da te come hai vissuto questo finale, come hai vissuto anche i rigori, perché poi lì inizi a crederci quando arriva quel gol alla fine. No, guarda, un insieme di emozioni incredibili che guarda, premiano il percorso che hanno fatto queste ragazze dall'inizio dell'anno, che davvero se lo meritano, hanno lottato, hanno sofferto, però si sono sempre rialzate, quindi questo è davvero un premio alla loro stagione, un gruppo che ho adorato dal primo giorno e davvero auguro loro il meglio. Sto guardando come le guardi fiero e ti chiedo, come ho chiesto a Cristina, durante l'inizio del secondo tempo c'è stato quel momento migliore forse della vostra partita dove è arrivato il gol del Catania e lì mantenere i nervi saldi non è facile. Che gli hai detto alle ragazze? No, ma questo è sintomo secondo me di una squadra che è maturata, che è cresciuta, perché se arrivi all'ultima gara della stagione e riesci a stare in gioco fino al 90esimo e riesci a riacciuffarla e poi andare a vincere ai rigori è sintomo di una squadra matura, grande, evoluta, che sa gestire tutte le difficoltà di una partita e quindi un grandissimo grazie, grandi a tutte loro. Complimenti mister, grazie. Adesso ti lascio la festa. Grazie mille, ciao ciao. Abbiamo sentito anche il mister della Prosesto, Marco Pierangeli. E adesso si sta allestendo il palco alle nostre spalle della Lega Nazionale Dilettanti e tra poco sfilerà prima la squadra sconfitta, il Catania, e poi alzerà la Coppa Italia di Serie C al cielo di Roma, la Prosesto. Reitano. Tra pochi istanti prenderà il via la cerimonia. Eccolo, l'abbiamo qui. Mister Reitano, un forte abbraccio con il direttore. Che finale è stato? Perché poi quando arrivi a un pizzico dal trofeo rimane sempre un po' l'amaro. È stata una bella partita, combattuta con due squadre forti che hanno fatto una bella partita tutte e due le squadre. Non posso dire nulla alle mie, faccio i complimenti agli avversari che hanno portato a casa la Coppa. Si vince e si perde, è lo sport, bisogna essere bravi a pensare a quello che è stato fatto, ricucire gli errori. Oggi fa male perdere perché fa male, però sappiamo che noi domenica abbiamo un'altra partita molto importante e quindi da martedì ripartiremo più forti perché è questo il nostro spirito. Infatti, come dicevamo anche prima con il capitano, c'è una partita importante ancora da giocare. Cosa vuoi dire a queste ragazze che penso che abbiano dato tutto oggi in campo? Ma io alle mie ragazze dico sempre che se fanno questo, hanno questo spirito ogni giorno in allenamento, poi il campo prima o poi gli darà ragione. Oggi è andata male, abbiamo fatto una bella partita, a tratti potevamo fare un po' meglio, è vero, però non mi sento oggi di dire nulla alle mie. Ti ringrazio e ti lascio alla premiazione. Sì.
La cerimonia di premiazione. Sta per iniziare la cerimonia di premiazione. Alla quale Inizia la premiazione con i tre l'arbitro direttori di gara, della sezione di Cassino, l'arbitro Andrea Mosumeci di Cassino e gli assistenti Federica Ciufoli e Giada di Carlo Antonio di Albano Laziale e Roma 2. di Roma 2. Eccolo il pasillo d'onore della Prosesto, pronta ad applaudire un'immensa Catania che fino all'ultimo sembrava pronta ad alzare la coppa. E ora la volta della Prima squadra del gol che ribaltasse tutto di Accoliti e che portasse la sfida ai rigori. Catania Football Club. E tra gli applausi di tutto lo stadio Francesca Gianni e dell'intero Prosesto sfila il Catania, seconda classificata nella Coppa Italia Serie C femminile 2025-2026. Calcio femminile Luca Maurina e dal consigliere del Dipartimento Calcio Femminile Marco Palagiano. Ancora tanti applausi, e meritati soprattutto per questo gruppo di ragazze che andrà a giocarsi tra una settimana il playoff per l'accesso alla prossima Serie B. Abbiamo visto il mister Silvestro Reitano amareggiato sì, ma anche molto emozionato perché è una stagione importante, perché c'è ancora, come diciamo, una partita importante da giocare. Probabilmente le ragazze con la testa già sono proiettate a quella che sarà la vera sfida decisiva in vista del prossimo anno. Sgambato a ricevere la medaglia, anche lei oggi ha dato tutto, inesauribile, la numero 99. Costretta anche al cambio a un certo punto della sfida con mister Reitano, che avrebbe voluto secondo me non toglierla, ma soprattutto, come dico prima, il caldo, anche la stanchezza di una partita così importante, così decisiva, a un certo punto ha bisogno anche di altri interpreti. E vediamo, perché è quasi arrivato il momento della Prosesto. Sarà il Catania adesso. E ora una targa a ricordo di questo evento. Dopo aver ricevuto la targa dell'evento, al capitano del Catania Football Club Alessia Cammarata, a concedere l'applauso, il pasillo d'onore alla squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C femminile, la Prosesto di mister Pierangeli. Eccolo tutto il Catania sul palco. Con la consegna della targa della Lega Nazionale Dilettanti.
una foto e adesso in posizione perché ci sono le campionesse da applaudire. E ora accogliamo la società vincitrice della Coppa Italia Serie C femminile 2026, Prosesto 1913. Eccola la Prosesto che sfila salutando Consegneranno le medaglie. il Catania è pronta a ricevere le medaglie e la Coppa. Il consigliere del Dipartimento Calcio Femminile LND Marco Palagiano. Una Coppa che nasce nel 2018. Con la prima edizione vinta dalla Riozzese, le altre due marchiate dal Covid, non sono state assegnate. Poi 2021-22 Vicenza, a seguire Venezia, Lumezzane, Spezia e poi 2025-2026 arriva la prima, anche per il Prosesto. Emozionate le ragazze che guardano le medaglie. Con mister Reitano che resta a guardare. È andato a un passo, deve essere adesso lì sul palco con la Coppa. Anche tanto rispetto però. Le ultime due, poi il mister. Tanti complimenti per Marco Pierangeli. Consegnerà la Coppa Italia Serie C femminile 2026 al capitano Cristina Selmi. Eccola Cristina Selmi, che ha già ricevuto la medaglia e aspetta solo la Coppa. Il presidente Abete che consegna la Coppa a Cristina Selmi, vince la Coppa Italia Serie C femminile. Col suo rigore parato, la Prosesto che alza al cielo di Roma la Coppa Italia Serie C. Dopo una partita folle, pazzesca, recuperata all'ultimo respiro e vinta ai rigori. Inizia la festa. E noi ce la godiamo in diretta. Ci avviciniamo e allora con le immagini della Prosesto che festeggia e alza al cielo di Roma la Coppa Italia di Serie C femminile 2025-26, io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti della Lega Nazionale Dilettanti. Un saluto da Alessandro Brizzi.